Oltre 30.000 fedeli hanno pregato nella Basilica durante la giornata di festa, molti di più contando quelli che hanno partecipato alla processione che si sono distribuiti lungo il percorso. L'appello del vescovo Cipolla, del sindaco Giordani a fedeli e pellegrini è la responsabilità di ciascuno rispettare Dio e crescere i figli nella ricerca di pace e giustizia. Erano 70 le associazioni in processione, sono fedeli che sostengono tutto l'anno l'attività dei frati. I macellai hanno portato a mano il mento del santo. Accordo tra Luigi Sposato e Francesca Dallaglio in vista del ballottaggio a Rubano, i due si alleano contro Chiara Buson. Poliziotti sorprendono un autista di autobus che acquista eroina, Pusher arrestato, lui segnalato in prefettura per verificare se sia idoneo alla guida di mezzi pubblici. Scontro frontale la scorsa notte lungo la nuova statale del Santo, l'incidente durante il violento temporale, 3 feriti. Pacifica invasione delle penne nere a Bibbione per il raduno triveneto del fine settimana, appesi ovunque fiocchi tricolore. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord-Est. Apriamo questa edizione con la festa del Santo che è tornata ieri a rinsaldare il legame fra il Santo, appunto, e i padovani, ma non solo, perché a Padova sono arrivate decine di migliaia di persone da tutto il mondo, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani, che c'era ed è ora in collegamento per noi proprio dal Sagrato della Basilica. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Francesco Ratai c'era anche lui. Abbiamo davvero seguito questa giornata straordinaria di fede, di grazia che ogni anno Padova dedica al suo santo, Sant'Antonio, un santo universale, come abbiamo detto più volte durante i collegamenti in diretta. Ricordiamo che su Rete Veneto, emittente del network Media Nord-Est, la giornata del santo è andata in onda dall'alba al tramonto, dalle 5:30 e fino alla chiusura del portone, con un ascolto davvero che ci lascia senza parole, di 350.000 persone solo, pensate, collegate in televisione. Questo lo abbiamo anche capito perché molti ci dicevano: ah, guardi, l'ho seguita da questa mattina durante il momento più bello, più solenne della giornata, ovvero la processione della statua di Sant'Antonio lungo le vie della città. Lo dicevi bene, è straordinario il legame dei pellegrini, dei fedeli che anche oggi, nella giornata dopo il Santo, continuano ad affollare la Basilica, in particolar modo l'Arca del Santo, dove sono custodite le spoglie mortali di Antonio. Molti che fanno il gesto del pellegrino, questo gesto straordinario di posare proprio la mano sulla tomba, affidando le loro vite alla protezione di Sant'Antonio. Una diretta che via social è stata seguita in ogni parte del mondo, anche attraverso i vari social del Messaggero di Sant'Antonio, in modo particolare il sito 13giugno.org. Ci sono stati, pensate, visitatori da Stati Uniti, Canada, Australia, ma anche dall'America Latina, dal Pakistan, persino alcuni da Tunisia, Madagascar e addirittura il Congo. Una giornata davvero straordinaria che abbiamo vissuto con voi e che adesso ripercorriamo nel servizio che questa mattina abbiamo preparato come redazione di Padova. Insieme a Sant'Antonio, dall'alba al tramonto, dalle 5:30, orario di apertura della Basilica, fino al momento della sua chiusura. Sono arrivate decine e decine di fedeli, molti, come sapete, a piedi, e quindi ora si stanno recando all'interno della Basilica per la celebrazione della prima Santa Messa. Possiamo raggiungere Padre Antonio, rettore della Basilica di Sant'Antonio. Buongiorno, buona festa. Buona festa a voi e a tutti coloro che ci seguono dalle loro case. Buona giornata. Oggi c'è un messaggio speciale per questa giornata di festa, tra l'altro. Oggi è un giorno bellissimo, lunghissimo, ci auguriamo che davvero Sant'Antonio ci accolga nel suo abbraccio come un uomo che ci annuncia e ci regala il dono della pace. Dalle 6 e fino alle 21, tutti esauriti gli 800 posti a sedere nella Basilica del Santo durante le messe, continua il pellegrinaggio alla tomba con il gesto del pellegrino, la mano posata sul marmo, che diventa un modo per essere quasi fisicamente vicini al frate santo, intercessore presso Dio. Si prega per la pace in famiglia, nel mondo. Al Santo dei Miracoli si chiedono grazie, si portano intenzioni. I devoti con il giglio, con una candela
in mano, a volte semplicemente passano a salutarlo. 40.000 pellegrini dall'inizio della tredicina, 4.000 passaggi alla Cappella delle Reliquie nella sola giornata del Santo. Una giornata che Rete Veneta ha trascorso con voi in diretta, seguita da 350.000 persone solo in televisione. Durante la tredicina accese 15.000 candele virtuali, 8.000 solo il 13 giugno attraverso il sito 13giugno.org. Raggiunti attraverso i social del Messaggero quasi 900.000 persone in ogni parte del mondo. Una giornata straordinaria di fede e devozione resa visibile dalla solenne processione lungo le vie di Padova e al tramonto la chiusura del portone. Appuntamento al 13 giugno dell'anno prossimo, anche se sappiamo che Sant'Antonio in realtà non ci abbandona mai, con le porte della Basilica rimangono sempre aperte, possiamo sempre venire qui a affidare al nostro amico Sant'Antonio ogni preghiera e ogni motivo di ringraziamento. E allora all'anno prossimo, sapendo che Sant'Antonio comunque è sempre con noi ogni giorno e ci insegna con i piccoli gesti a portare la pace ogni giorno nelle nostre vite. Grazie Padre Antonio. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte, all'anno prossimo. Un altro evento straordinario è quello della processione con il santo portato lungo le vie di Padova. Ora la banda eseguirà Symbolum 77, tu sei la Abbiamo mia ascoltato vita. una serie di preghiere, di litanie, di invocazioni e anche questa preghiera ultima che è stata proclamata, tratta dai sermoni di Sant'Antonio. È il commento di Fra Andrea Vaona ad accompagnare durante la diretta di Rete Venete di TV12 dall'alba al tramonto il momento più atteso e partecipato, la processione di Sant'Antonio lungo le vie della città. Dal sagrato della Basilica le associazioni, i frati del Santo, i devoti imboccano le strade di Padova che gli rendono omaggio, da via del Santo a via Luca Belludi, le stesse che frate Antonio percorreva per predicare e incontrare la sua gente. Un applauso accoglie l'uscita dalla Basilica della Reliquia del Mento, portata a spalla dai macellai militi dell'Immacolata. Accompagnata dal ministro provinciale, padre Roberto Brandinelli, ecco la reliquia del dito di Sant'Antonio. In cammino accanto a lui padre Antonio Ramina, il rettore, il vescovo di Padova Claudio Cipolla, il delegato pontificio Diego Giovanni Ravelli, l'ultimo a uscire sul sagrato, la statua di Sant'Antonio. Duelli di fedeli accolgono il passaggio della processione, padovani in festa per il loro santo, pellegrini giunti da vicino, da molto lontano, alla finestra, i drappi rossi sui balconi, un incedere lento scandito da canti e preghiere. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Venerdì 13 giugno 1231. Al termine l'indirizzo di saluto alla città, della comunità dei frati e del sindaco, con il padre rettore che prima della solenne benedizione ricorda il messaggio di pace affidato a Sant'Antonio nello straordinario abbraccio che ogni anno stupisce per la grande intensità. Evviva il miracolo della pace, evviva il miracolo di questo giorno e ovviamente evviva Sant'Antonio. Sono decine le associazioni che ogni anno partecipano a questo importantissimo evento. Conosciamone alcune. Sono state 70 le associazioni che hanno partecipato alla processione del Santo, ognuna con gonfaloni, divise, bandiere, dai Boy Scout alle forze dell'ordine, dalle comunità straniere ai donatori di sangue, oltre le migliaia di fedeli e pellegrini e alla banda musicale di Selvazzano. Tra loro anche alcune realtà legate direttamente a Sant'Antonio. I Templari sono i Cavalieri di Cristo che assistono la Chiesa in tutte le sue funzioni. Bisogna sentirlo dentro, perché per essere vestiti come siamo vestiti noi e fare i servizi che facciamo noi per aiutare i pellegrini in tutti i modi possibili, bisogna avere qualcosa di sentirlo dentro praticamente. La veneranda Arca del Santo è lo studio tecnico
che ha accompagnato nei secoli la progettazione, la conservazione e la manutenzione di questi luoghi sacri e che continua a farlo gratuitamente per conto del Comune, del Vaticano e dei frati. Affrontiamo con gioia un giorno come se fosse il ritorno a casa e devo dire che la gente deve sentirsi come tornare a casa e mai come in questo periodo in cui sentirsi a casa vuol dire sentirsi sicuri anche dalle guerre, la predicazione che faranno i nostri confratelli, il Vescovo di Padova, il Rettore della Basilica, ma tutti, è quella di augurarci di dare ai nostri figli un periodo di pace come noi abbiamo avuto la fortuna di vivere. I macellai hanno l'orgoglio di portare in processione una reliquia speciale, il mento di Sant'Antonio. Nata tra 4 macellai del Salone, l'associazione ora, giunta alla 4ª generazione, coinvolge una 70ina di aderenti da tutta la provincia. Il nostro ruolo portiamo direi come si dice? Il pezzo più grosso fuori dal corpo del santo, la reliquia più bella che ci può essere fuori dal corpo del santo. Emozione al massimo. Poi quando passi per le strade è sempre un vivere, che gli applausi si sprecano. Sentiamo altre voci, stavolta quelle dei pellegrini che hanno partecipato alla festa. Venite abitualmente? Siamo grandi devoti di Sant'Antonio, quindi veniamo abitualmente. Oggi ho voluto portare i miei figli per una preghiera speciale perché ne abbiamo bisogno. Chiediamo ogni anno una grazia speciale, speriamo che prima o poi arrivi. Uno dei miracoli di Sant'Antonio è stato che ha fatto parlare un bambino neonato e spero che questo capiti anche col mio fratellino che anche se ha 8 anni non sa ancora parlare, allora spero che Sant'Antonio faccia un miracolo. Es el santo, no solamente es el santo más importante de Italia, es el santo más importante del mondo. Siamo sposati il 13 giugno di 2 anni fa perché in questo giorno, 10 anni prima, era nata in cielo Chiara Corbella, una storia a cui siamo molto legati, e oggi, a distanza di 2 anni, siamo qui per affidare la nostra unione al santo, a Santo Antonio. E siamo arrivati al Campo San Piero, la messa era alle 7, alle 8:10 ci siamo incamminati nel cammino di Sant'Antonio, che è tutto il Muson, tutto l'argine del Muson. Avete rifatto la strada che Sant'Antonio Morente volle fare per rivedere Padova. Per rivedere Padova, esatto, sì, è stato emozionante. Ogni tanto ci fermavamo per fare un po' di meditazione e così avanti. E diciamo che non siamo stanchi. Io sono dal Perù, abito a Monselice e Padova da 23 anni e ogni anno ci svolgiamo al santuario di Sant'Antonio. Sei contento di essere qui, mi dici? Sì. Sì? Sì. Ti piace Sant'Antonio, è un tuo amico? Sì, molto. E vuoi chiedergli qualcosa in particolare? No. No? Solo salutarlo? Sì. Signora, voi siete molto devoti a Sant'Antonio? Sì. Come mai ha vestito così Francesco? È una tradizione? Una tradizione, da quando è nato. Dove arrivate? Arriviamo dalla Svizzera centrale. Sì, Svizzera centrale, da Lucerna, in Zurigo, San Gal, dappertutto, un po' Basilea anche. Sì, 32 persone siamo. Come tutti gli anni, tutta la comunità rumena presente per fare questa bella processione, ci siamo proprio sentiti vicino al santo, a parte che da noi in Romania Sant'Antonio è venerato tutti i martedì, Sant'Antonio è sempre tanta gente viene a chiedere delle grazie da parte sua e non possiamo dire che lui non ci viene incontro. La presenza di tante persone in occasione della festa del santo impone anche alcune necessità, come un ambulatorio medico di pronto soccorso mobile. Vediamo. Maurizio Sinigaglia, capo della provincia di Padova della CISOM, Ordine di Malta. Io mi fermo lì, chiedo a lei meglio di spiegarci che cos'è il CISOM. Il CISOM è la branca operativa dell'Ordine di Malta ed è il corpo che si occupa di assistenza e primo soccorso qui in Basilica da molti anni, dal 2000.
E salutiamo anche i collaboratori naturalmente, buongiorno anche a voi. E in quanti siete e come siete organizzati a Padova? A Padova siamo una cinquantina di volontari, oggi abbiamo circa 60 volontari, 8 medici, 6 infermieri e assieme a noi anche una ventina di amici dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ci danno una mano nel soccorso di questa giornata. È un ambulatorio questo, vero e proprio. Facciamo andare prima Sandro, no, andiamo prima noi, prego, ci fate strada così ci... Allora vado prima. Un nostro volontario che vi spiegherà una... Ah, ok. Molto bene, buongiorno. Buongiorno. Siamo entrati nell'ambulatorio per capire come siete organizzati. Lei chi è intanto? Scusi la domanda così diretta. Io sono Aldo, sono un soccorritore e faccio servizio con questo ambulatorio, intercambiabile con altri colleghi, dove c'è una differenza tra l'ambulanza, per cui un intervento immediato di urgenza e emergenza, a quello che può essere questo mezzo per uno stazionamento, per un qualcosa che ci chiedono, come è il caso di questo evento. Per cui qui è un primo soccorso, se vogliamo valutare, un primo soccorso, e dove c'è una valutazione medica e anche, perché no, un primo triage, per cui in base alle persone, in base ai disturbi che possono avere, come è successo questa mattina, che di solito sono disturbi di pressione, per cui qualcuno con la pressione alta, qualcuno con la pressione bassa. Qui viene fatta una valutazione tramite il nostro monitor di pressione arteriosa, saturazione e nell'eventualità un ECG, ecocardiogramma che lo richieda il medico. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del ballottaggio, parliamo del voto, cominciano le trattative nei comuni padovani che andranno al secondo turno. Abbiamo deciso di fare un accordo per provare davvero a cambiare Rubano. Alla luce del risultato elettorale la nostra lista ha avuto un buon successo, un buon riscontro e ci ha fatto capire quanto i cittadini sentono l'esigenza di cambiare e di cambiare. Del cambiamento hanno apprezzato il civismo della nostra proposta. Con Luigi Sposato abbiamo trovato una sintonia sia sui temi sia su questo centrare la propria attività sulle persone, sulle idee e sull'apertura. Un'apertura prima di tutto tra di noi per poter discutere alla pari su tanti argomenti per il bene dei cittadini e anche in prospettiva di vera partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini in quello che sarà la costruzione di una nuova era per Rubano. Ma io non posso che ringraziare la Francesca innanzitutto per il coraggio che ha dimostrato in campagna elettorale e con questa decisione di apparentamento con il sottoscritto. Alla Francesca non ho chiesto solamente di fare un percorso insieme nella campagna elettorale, ma soprattutto di amministrare insieme per dare ai cittadini di Rubano quello che stanno chiedendo, cioè il cambiamento. Gli ho chiesto di fare il vice sindaco e spero che accetti la mia proposta. Sono sicuro che faremo un grande risultato. I fatti dimostrano dalle urne che l'amministrazione uscente e la nuova proposta dell'amministrazione uscente soprattutto è stata bocciata dagli elettori. La maggioranza degli elettori vuole il cambiamento e io e Francesca rappresentiamo questo cambiamento. Passiamo alla pagina della cronaca, ci spostiamo nell'Alta Padovana. Sarà la perizia psichiatrica a stabilire la capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio di Youssef Moulay Mahid, il 49enne di origine marocchina reo confesso dell'uccisione della compagna Liliana Coita nel loro appartamento di Tombolo. A stabilirlo la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, che ha concesso 60 giorni di tempo all'incaricato per depositare la relazione e fissato la prossima udienza al 19 settembre. Era il 21 settembre dello scorso anno quando l'uomo soffocò la compagna con un cuscino a causa della gelosia per un presunto tradimento della donna nell'appartamento che condividevano in via Vittorio Veneto. Dopo aver vagato per tutta la mattina, il 49enne si era presentato alla caserma dei Carabinieri di Tombolo intorno alle 14 del giorno stesso, confessando il delitto.
Ancora cronaca con un autista di autobus sorpreso a comprare droga. I poliziotti della squadra mobile sorprendono un autista di autobus mentre acquista droga, segnalato alla prefettura e arrestato lo spacciatore. È avvenuto in via Tommaseo a Padova, dove gli agenti hanno fermato un 25enne nigeriano, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, che era stato avvicinato da un uomo che aveva ricevuto da lui un involucro. Era una dose di eroina, ma a lasciare sbalorditi gli agenti è stata la professione dell'uomo, autista del servizio di autobus urbano ed extraurbano, che ha ammesso di essere un cliente abituale del nigeriano, tanto da ottenere la droga, promettendo di pagare nei giorni successivi. E poi era già stato sospeso per 3 mesi dal lavoro di autista. Benché stavolta non sia stato sorpreso con la droga mentre era in servizio, nei suoi confronti la polizia procederà con la consueta segnalazione alla prefettura, ma anche con una comunicazione perché venga valutata l'idoneità al servizio, essendo evidente la pericolosità, parlando di guida di mezzi destinati al trasporto pubblico. Intanto il nigeriano arrestato è già stato condannato dal giudice a 9 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa ed è stata avviata pure la procedura di espulsione. Siamo nella pagina della cronaca per un incidente nell'Alto con 3 feriti. Incidente nella notte tra 2 auto lungo la nuova statale del Santo, la 308, all'altezza del comune di Campo San Piero. 3 i feriti che sono stati soccorsi sul posto per poi essere portati in ambulanza in ospedale. A scontrarsi frontalmente un Audi A4 e un SUV della Porsche. L'incidente è avvenuto alle 23, quando nell'area del Campo Sampierese insisteva un forte temporale che limitava fortemente la visibilità. Tremendo lo schianto che fortunatamente non ha avuto esiti tragici. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Borgorico che hanno estratto i feriti e sono stati poi consegnati alle cure del SUEM 118. Sul posto, per i rilievi del sinistro e per gestire il traffico che inevitabilmente si è creato, c'erano anche i carabinieri. Voltiamo pagina, è quasi arrivato il momento della Dunata Triveneta di Bibbione. Sono dei fiocchi tricolori, il primo segno della pacifica invasione degli alpini a Bibbione. È il raduno delle penne nere dalle Alpi a quota zero, che sta richiamando in riva all'Adriatico gli alpini del nord-est. Alcune pattuglie sono già operative da giorni e oggi stanno ultimando mostre, stand dei campi scuola e mettendo a punto tutte le attività collaterali allo sfilamento della domenica mattina. Quanti alpini sono già attivi? Qua saremmo stati una 50 stamattina. E invece quanti vi aspettate arrivino in questi 3 giorni? Io spero che arrivino più di 10.000. Bandiere tricolori in tutta la città, in particolare lungo Viale Aurora, dove le penne nere sfileranno dalle 10 di domenica. È la prima volta per Bibbione. Per voi, per il vostro gruppo, cosa significa questo raduno? È una soddisfazione, insomma, mettere in piedi una manifestazione del genere. Insomma, qui da noi non c'è mai stata, ospitare tutti questi alpini è una bella cosa. Insomma. Oltretutto dimostrare che gli alpini stanno bene anche a quota zero. Assolutamente sì. Bibbione è arrivato dopo le guerre, però insomma l'entroterra del nostro comune di storia ne ha passata, insomma, sia la prima che la seconda guerra mondiale, quindi insomma qualcosa da raccontare abbiamo. 3 giorni per un raduno che seguiremo con servizi nei telegiornali, ma anche con le dirette dei maggiori eventi, come la messa alpina di sabato mattina o i cori e le fanfare del sabato sera, ma soprattutto con lo sfilamento che racconteremo sin dalle 7:30 di domenica mattina. A confermare come Antenna 3 sia la televisione degli alpini. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.